Di Cristina Viotto, Isola. La rinascita non era poesia. Spezzate le ali, spezzate le gambe, ho annaspato per non affogare e per trovare la forza per rinascere sotto un cielo di cemento che non ascolta le preghiere. Isola nel mare e tutto il mondo intorno. Mediterraneo scuro a schermare la via. Solo due occhi stanchi ad annaspare nel buio in cerca di un appiglio. Il fuoco dell'Etna ribolle nelle vene, brucia la rabbia, scioglie i pensieri. Sabbia negli occhi, labbra cucite e poi l'abissale dolcezza del perdono. A traghettare le mie emozioni, parole posate sulla carta, come la prua che coraggiosa attraversa lo stretto per giungere a casa, spezza le onde e le scosta dolcemente come capelli da una fronte. Le prigioni non sono solo sbarre e catene, sono carceri invisibili forgiate dalle delusioni, dalle sofferenze, dalle malattie che hanno mascherato la libertà, il vero dono di essere viva. La mia isola non era una prigione. Laggiù, nelle luci della sera, mi aspetta la Sicilia, tenera madre dal bacio sulla fronte. E così ritrovo la mia essenza, ovunque e in nessun luogo, libera di esistere.